Siamo nella zona romagnola per eccellenza, la zona dell'accoglienza, e noi entriamo in una struttura che fa della famiglia e dell'accoglienza un po' le sue virtù. Siamo all'interno dell'agriturismo Le Calassi. Siamo partiti nell'82, 83, 84 col biologico, poi siamo passati alla lotta integrata e siamo rimasti fedeli alla lotta integrata oggi, e diamo un prodotto, cerchiamo di dare ai nostri clienti un prodotto di qualità. Ed è stata l'agriturismo una strada per sopravvivere in agricoltura. Riuscire invece a mettere a tavola i propri prodotti vuol dire aumentare il valore aggiunto, dare del valore aggiunto al proprio prodotto, insomma. Gli ettari sono circa una cinquantina, di cui 23 a vigneto, e quindi produciamo vino. Abbiamo 2000 olivi, facciamo olio, facciamo anche frutta, ciliegie, fragole, ortaggi durante il periodo estivo, e moliamo tra l'altro i prodotti che diamo, insomma facciamo grano con cui facciamo la nostra farina, che viene molita a pietra in un antico mulino a Ponte Messa sul fiume Marecchia. Cerchiamo di dare il meglio delle nostre conoscenze, del nostro prodotto ai clienti. Nel 2010 nasce una struttura di accoglienza. Nel 2010 abbiamo ristrutturato la casa, abbiamo fatto 8 camere da letto con una dépendance di altri 53 metri, un mini appartamento. Offriamo anche la possibilità ai clienti di poter sia soggiornare da noi e avere anche la possibilità di degustare i nostri prodotti, quindi passare anche i periodi di vacanza d'estate o anche i periodi invernali in cui ci sono manifestazioni a Rimini. Dietro una grande famiglia c'è sempre una grande donna. Il nostro tentativo di coniugare una buona qualità a un prezzo accessibile alle famiglie, perché il nostro sostanzialmente siamo una famiglia aperti alle famiglie, insomma, è la strada che noi vogliamo continuare a percorrere, migliorando sempre di più e innovando i piatti che facciamo, innovandosi però sempre mantenendo un rapporto qualità-quantità-prezzo che sia accettabile, accessibile, e crediamo noi profondamente che sia giusto che tutti possano avere accesso a una buona qualità. Poi naturalmente si cerca sempre di ampliare la parte che riguarda i bambini, perché noi, ripeto, siamo una realtà per le famiglie, quindi dare la possibilità ai genitori di poter mangiare tranquilli con i bambini in sicurezza, lavorare sempre di più per ampliare la parte fuori dove ci sono i giochi per i bambini, gli animali, insomma proprio così un ambiente familiare dove ci si possa sentire al sicuro e rassicurati e rassicurante. Qual è il futuro? Il futuro sono Alberto e la Cecilia, che sono in questo momento quelli che sono in prima base, perché noi piano piano ci stiamo ritirando, facciamo più il lavoro dietro, e loro sono quelli che stanno portando di fatto avanti la parte della ristorazione delle camere, perché loro sono il futuro. A te il compito di curare quelli che sono i prodotti che derivano dalla coltivazione diretta. Abbiamo iniziato innanzitutto il percorso del vino nel 2006-2007, siamo riusciti a ottenere nel 2013 con la Rebola e la Dujador a Asti, abbiamo vinto questo concorso. Partiamo sui rossi con un Sangiovese Superiore di Romagna, che chiaramente non possiamo non fare. E ha un Cabernet Sauvignon, sempre una DOP, una Colli di Rimini, e poi i bianchi, il bianco, la Rebola, appunto quello che ha vinto, e i vari sfusi per insomma, i clienti che hanno meno esigenze, per il pasto di tutti i giorni, insomma. Abbinare tra l'altro una parte culinaria a una parte enologica è la perfezione. Non posso che parlare dei primi, su cui puntiamo moltissimo, dato che appunto produciamo grano, lo moliamo a pietra, tutta la pasta è fatta a mano chiaramente, e valorizziamo oltre ai nostri prodotti anche i prodotti del territorio, come il formaggio di Fossa, che è prodotto sulle nostre colline. Si parte dalla cucina più classica, dalla classica tagliatella al ragù, o il cappelletto in brodo
brodo fino ad arrivare a qualcosa di più elaborato come un passatello asciutto con una fonduta di fossi e funghi misti, e gli strozzapreti al sangiovese che sono ormai il nostro cavallo di battaglia da 10 anni. Se io ti chiedessi un motivo per cui venire all'interno di questo luogo? Assolutamente i sapori che si sono persi, che un po' abbiamo perso di cultura, e quindi i sapori di una volta, quelli della casa, di chi abitava in campagna, che si faceva tutto da per sé. Se io ti dovessi chiedere venite all'interno di Agriturismo Le Calastre perché, tu mi risponderesti? Perché si mangia da Dio.